torna a mettere in guardia: se allentiamo troppo presto le misure, l'epidemia potrebbe tornare. Deluso dall'Eurogruppo, aggiunge, servono bond comuni per l'emergenza economica. Sentiamo Mario De Pizzo. Un'epidemia pericolosa, dobbiamo stare attenti al ritorno del virus. Il Premier Conte riconosce i risultati nella lotta al Covid-19. C'è un calo dei contagi, possiamo iniziare a preparare la fase 2, ma avverte senza sottovalutare i rischi. Così il ritorno alla normalità sarà graduale e non immediato, linea della prudenza, per non vanificare gli sforzi sin qui fatti, con la consapevolezza che il motore economico del paese non può restare fermo troppo a lungo. A Palazzo Chigi un vertice con i capi delegazione di maggioranza per definire il prossimo DPCM. Di certo, spiega Conte all'Osservatore Romano, trascorreremo la Pasqua a casa. Un sacrificio da cui nascerà una stagione feconda, dice, e ringrazia la Chiesa Cattolica. Poi l'Europa dice no al MES, rilancia gli Eurobond e avverte: se l'Unione non si mostra solidale, la reazione dei cittadini sarà negativa. La delusione sarebbe di tutti i cittadini europei, sono convinto anche dei cittadini tedeschi, i quali non hanno nessun vantaggio nel fatto che in questo momento l'Europa non riesca a calibrare, a varare, adottare una reazione solida, forte e comune. Così, in diverse interviste ai media internazionali, chiarisce: ogni paese sarà responsabile del proprio debito. Sul tema, vertice in serata anche con i ministri Gualtieri e Di Maio. E allora veniamo all'Eurogruppo, una lunga trattativa sfociata in un rinvio a domani perché una soluzione condivisa ancora non c'è. Il corrispondente da Bruxelles, Alberto Romagnoli. Dopo quello dei granatieri, a Bruxelles sta per arrivare il tempo dei pontieri. I due fronti sui quali l'Europa si divide quando parla di solidarietà hanno lasciato che la notte scorsa fossero Italia e Olanda a scambiarsi in videoconferenza le parole più grosse e per la bellezza di 16 ore di seguito. Mentre Roma chiedeva gli Eurobond, dall'AIE si rispondeva che sono strumenti capaci di aumentare i rischi per l'Europa invece di ridurli. Uxtra ribadiva che il Fondo Salva Stati può concedere prestiti senza condizioni solo per le spese mediche. Gualtieri ribatteva che così non se ne parla proprio. Poi, dopo che Centeno, presidente dell'Eurogruppo, ha decretato la tregua, sono riprese le mediazioni. I tedeschi provano a ammorbidire gli olandesi sulle condizioni troppo stringenti richieste per i crediti del MES. I francesi ritornano sulla necessità, cara agli italiani, di emettere titoli condivisi necessari a finanziare un grande fondo per la ripresa, mentre Sassoli ammonisce. Non è solo questione di solidarietà, ma di convenienza per tutti, viste le profonde interconnessioni delle economie europee. Il crollo di un paese avrebbe inevitabilmente conseguenze drammatiche su tutti gli altri. È in questo contesto che la risposta dell'Eurogruppo deve essere commisurata alla sfida. Una sfida che riguarda la stessa esistenza dell'Unione. E sui negoziati in corso a livello europeo si concentra anche il dibattito tra le forze politiche. Sentiamo Alessandro Gamberi. L'Europa dimostri di essere una comunità. Dai 5 Stelle Vito Crimi sottolinea l'importanza di un accordo. Il governo, ricorda, ha già messo in campo 750 miliardi per aiutare imprese, la nostra sanità pubblica ed i nostri lavoratori. Ovviamente